Bene, buongiorno. Eccoci al nuovo appuntamento con i lettori di QDP, un appuntamento che a noi fa piacere per l'aggiornamento sull'attività di ricerca scientifica e delle attività anche di tipo sociale della nostra fondazione. L'occasione è che siamo di ritorno dal Congresso Nazionale della Cardiologia a Rimini lo scorso mese, dove siamo stati invitati a presentare 3 lavori. Uno riguardante la prognosi, la sopravvivenza dei nostri pazienti, che oramai seguiamo da 26 anni, pensate una vita, questo tempo in cui seguiamo questi 800 pazienti, 798 per la precisione, di cui conosciamo vita, morte e miracolo, e ormai siamo in una tale empatia con i pazienti che rende bello tutto quanto questo studio. Ora, che cosa abbiamo fatto in questo lavoro? Insieme ad un indicatore cardiologico, shock index si chiama, abbiamo unito la funzione renale. Con opportuni calcoli statistici abbiamo creato un unico indice e questo si è mostrato essere importante e forse anche utile per predire la prognosi, la sopravvivenza del paziente. Quindi il concetto è che unire un dato sulla situazione cardiaca e un dato sulla funzione del rene è utile per valutare la sopravvivenza del paziente, diciamolo così, per esprimerlo in maniera molto facile. Un secondo lavoro riguardava la comparsa di stroke, di ictus, sempre nei nostri pazienti post-infartuati, che magari nomineremo un momento dopo, e un terzo lavoro invece è un lavoro nuovo che riguarda altri pazienti, un altro progetto, un progetto che abbiamo chiamato Psicologia e Cuore, dove studiamo delle variabili psicologiche insieme a dei fattori cardiovascolari. E forse il nostro allievo nuovo, non nuovo oramai che è qua da 4 anni, il nostro allievo della fondazione David Merotto, che è fellow ufficiale e si dedica a passione anche per le cose un po' della statistica, almeno quelle basali. Vuoi dire una parola, David, su quello che hai presentato tu? Certamente. Al congresso della Società Cardiologica Italiana ho presentato un lavoro sull'associazione tra lo stress e l'aumento della pressione diastolica nei pazienti ambulatoriali, in particolare nei pazienti non coronaropatici. Avevamo studiato un aumento da 90 mm di mercurio a 95 mm di mercurio di pressione nei pazienti ambulatoriali, un dato molto importante perché ci permette di avere un valore per il trattamento, di capire se non trattare o trattare farmacologicamente un paziente. Detto questo, vorrei anche anticipare i risultati di un lavoro che andremo a presentare a Londra al congresso della Società Cardiologica ad agosto. In questo lavoro presenteremo i risultati dell'associazione tra l'alterazione dell'umore e l'aumento della pressione sistolica e della frequenza cardiaca. Questo in conclusione per dire che è importantissimo dal punto di vista della prevenzione studiare quelli che sono le associazioni tra i parametri psicoemotivi, quindi ad esempio stress e alterazione dell'umore e funzione cardiovascolare. Bene, bene. Ecco, quello che vi ha nominato David è un po' un filo nuovo, forse una strada nuova che mette insieme le caratteristiche psicologiche e il loro influsso sull'apparato cardiovascolare. Alcune di queste sembrano essere veramente rilevanti. Pensate all'importanza che questo fatto può avere, vorrei dire nella società moderna soprattutto, nell'ambito della prevenzione. Dopo di questo congresso siamo stati, credo una settimana fa, siamo stati invitati a Vicenza ad un congresso un po' multidisciplinare che si chiama One Health e il nostro argomento riguardava la sopravvivenza nei pazienti colpiti da tumore dopo l'infarto. Non entro tanto nel dettaglio di questo argomento che è comunque importantissimo, ma voglio mostrarvi una cosa. Quando noi seguiamo i pazienti, vi ho detto, da 26 anni, li possiamo distinguere in 2 gruppi. Provo a mostrarveli qui se riusciamo a vederli. Vedete che abbiamo un gruppo, questo è il tempo di sopravvivenza, ok? Nella media c'è un grosso gruppo di pazienti che sopravvive intorno a 10 anni, 2 anni, 3 anni, 5, 7, 11, 12, la media è di 10 anni.
Una prognosi in qualche modo, capite, severa, importante, perché muoiono dopo pochi anni. Ma accanto a questo c'è un gruppo di pazienti che è sopravvissuto anche bene, in parte di essi, per tutti i 26 anni del follow-up. 26 anni post-infarto è un po' una vita per il paziente. Vedete l'enorme differenza fra questi due gruppi in tempo di sopravvivenza, pur partendo da una situazione iniziale che era simile? Ecco, questo disegno, questa foto, focalizza, fa capire qual è lo scopo principale del nostro lavoro. Noi vogliamo indagare il perché questi pazienti muoiono così presto, quali sono i fattori cattivi, diciamo, e quali sono i fattori invece buoni che aiutano la buona sopravvivenza. Questa è la base concettuale del nostro lavoro. E a Vicenza, l'allievo più nuovo di David di sicuro, che è Mattia Ludovico Dario, fellow nuovo della fondazione che studia medicina a Udine, insieme a David. Vuoi dire una parola su quello che tu hai detto al congresso di Vicenza, breve? Certo, allora siamo stati appunto invitati al congresso One Health di Vicenza, un congresso multidisciplinare nel quale abbiamo trattato la sopravvivenza dopo l'infarto, come introdotto dal dottor Berton. In particolare abbiamo presentato nuovi dati nei quali si evince come nei nostri pazienti post-infartuati l'incidenza di neoplasie sia maggiore fino a 4 volte rispetto alla popolazione generale, la popolazione per esempio italiana, secondo i dati del WHO. Questo è un dato importante che fa riflettere, è un dato che è sintomo probabilmente di un meccanismo comune che si va a sviluppare tra l'insorgenza dei tumori e invece l'insorgenza di patologie cardiovascolari. Probabilmente determinati tumori e le patologie cardiovascolari condividono determinati meccanismi biologici e patologici, tra cui per esempio l'infiammazione. Questa è una teoria che appunto noi in quanto fondazione sosteniamo. Abbiamo parlato di tumore, dunque della sopravvivenza dopo l'infarto in termini numerici, ma sicuramente è stato anche un bel momento e anzi ringraziamo l'invito proprio perché è stato un bel momento per condividere e anche scoprire determinati centri di ricerca e in realtà anche di ricerca multidisciplinari anche su contesti su argomenti di studio della medicina e della clinica, anche distanti comunque dai nostri ambiti di ricerca, ma comunque è stato un bel momento appunto di condivisione. Bene, ecco, bene, grazie Mattia, grazie a David. Ecco, questo è un po' l'aggiornamento delle situazioni. Ora, nell'attesa adesso che ci prepariamo per andare a Londra, dove, l'ho nominato prima, uno dei lavori riguarderà la comparsa di ictus, di stroke, vero, nei nostri pazienti post-infartuati. Vi anticipo molto molto in breve, 2 cose abbiamo osservato. Uno, che accanto ai fattori classici di rischio per ictus, che anche la gente, il cittadino normale conosce come l'età più anziana e la fibrillazione atriale, abbiamo osservato che l'escrezione aumentata di albumina, l'albuminuria, che indica disfunzione del circolo, e di nuovo la funzione renale, vero, glomerular filtration rate, sono fattori importanti per la prognosi dell'ictus. 1. E la seconda osservazione è che abbiamo notato differenze territoriali nella comparsa di ictus. Non entro nell'argomento perché chiederebbe tempo, ma vi dico che dividendo le aree dove abitano, dove vivono i nostri pazienti, che sono distribuiti nel Veneto, in 3 regioni, in 3 aree del Veneto, noi abbiamo osservato che le aree urbane, le città, Conegliano, Bassano Adria, per dirlo in maniera chiara, hanno un'incidenza di ictus maggiore rispetto alle aree circostanti rurali. Può essere anche questo un argomento di riflessione. E mentre ci prepariamo per questo, stiamo anche portando avanti il nuovo progetto che punta moltissimo sulla prevenzione cardiovascolare e fattori psicologici, che abbiamo condotto durante questo ultimo anno scolastico al liceo Marconi, diretto dal dottor Stefano Daros, che è stata un'esperienza bellissima, oltre che interessante dal punto di vista scientifico. È stata un'esperienza veramente positiva e vedremo i risultati scientifici quali saranno, ci vorrà un anno per prepararli. Accanto a questo adesso partirà probabilmente anche questo stesso progetto sarà portato anche alle persone, un gruppo di persone, di associati dell'associazione Noi per Noi, che è affiliata alla Banca delle Prealpi, la quale Banca delle Prealpi
ha considerato il nostro progetto e lo sostiene in maniera attiva, e noi ringraziamo questa nuova collaborazione che speriamo porti buoni frutti. Quindi questi progetti vanno avanti molto nell'ottica della prevenzione. Va da sé che non riusciremmo a fare tutti questi lavori. Ora abbiamo 6 fellow borsisti nella nostra fondazione, se non ci fosse l'aiuto importante dell'ULSS numero 2 di Treviso, che da tanti anni ci aiuta insieme alla Regione del Veneto. Quindi pensate quanto siamo riconoscenti a loro. Però noi speriamo che i nostri progetti, che partono dall'infarto, partono dalla prognosi, da argomenti molto severi, ma vogliono sfociare i nostri progetti principalmente sul fronte della prevenzione, pensando che sia una nuova frontiera per la medicina.